Io sono convinto che l'antimafia debba tornare alla sua naturale e originaria essenza, una condotta improntata al dire e al fare, nel rispetto delle norme morali, una condotta che non deve diventare un'attività professionale, una condotta che deve anche essere volontariato, e sono convinto che nessuno può dettare leggi ad altri settori. Io non accetto lezioni da parte degli imprenditori verso la politica, come non mi pare corretto che la politica dia lezioni di moralità agli imprenditori o ai professionisti. La nostra Commissione Antimafia lavora nel rispetto della legge per verificare la contiguità fra parte dell'amministrazione regionale e poteri malavitosi o organizzazioni criminali, ma al tempo stesso lavora per promuovere i principi della legalità ovunque, a cominciare dalle scuole, perché la cultura della omertà deve essere rimossa. La mafia si nutre, agisce e si muove attraverso la omertà. Meno si parla, meno si denuncia, più si subisce e più la mafia cresce. E allora i fatti recenti debbono invitarci ad una seria riflessione. Ognuno faccia il proprio dovere. La politica non deleghi più la magistratura ha fatto passi da gigante negli ultimi 30 anni, ha ottenuto risultati inimmaginabili nella Prima Repubblica, e però deve fare la magistratura. La politica deve arrivare prima della magistratura, l'investigazione politica deve arrivare prima dell'investigazione giudiziaria. Ecco. Solo se riusciremo ad adottare una nuova condotta potremo ottenere risultati concreti.